Con altri 5 che si aggiungeranno dall'esito della seconda batteria. Si vanno allineando i 6 concorrenti. Partenza effettuata in questo momento, guadagna lo steccato Antonio Malodroso con Pesta, con all'esterno Sander Mor, cavalli che affrontano il Diamond, lo steccato è Antonio Malodroso con Tempesta, cavalli che affrontano la piegata di sinistra, il comando nei confronti di Miss Diamond, in terza posizione si è portato mentre è stato disarcionato Big Francesca, quindi tutti i concorrenti in gara saranno automaticamente finalisti. Ah, Giusino incazzato, hai ragione, tanto guarda tu in finale, che te lo credi? Il comando è sempre pensato Antonio Malodroso che guida con una testa di vantaggio nei confronti di Miss Diamond mentre si porta sotto Tossica. Gesù incazza! Compatto quando i cavalli si presentano addirittura, mantiene sempre il comando della corsa Tempesta che viene attaccata all'esterno da Tossica, Tempesta Tossica ancora più all'esterno, figlia linea. Tira che tira! Intanto sono molto vicini. Gomar, Biagio Borgia, Aquila, Antonio Malodroso, Veneno con Simone Faifonaso, Marcello Pina e Rio Peg e Federico Ghiani. Guarda un po'. Arrabbiare firmare guardi il quinto. Deve firmare per E te dici, vuoi cacchio sono? La tua pensava una sciatta. Cavalli che affrontano i 200 metri. Faifonaso nei confronti di Lontano, in terza posizione Rio Peg con all'esterno Aquila, poi Gomara mentre ha perso la partenza che risulta perdato rispetto ai 5 di testa, cavalli che affrontano addirittura un posto dove Faifonaso da Cellopina guidano nei confronti di Lontano, in seconda posizione Aquila di quarta, Rio Peg. Mentre cerca il recupero nei confronti dei battistrada Veleno che si avvicina prepotentemente ai 5 che non precedono. Intanto è stato il vuoto Ma sono andato, non male più lui. troppo le fa, però troppo non sballo. il gruppetto degli inseguitori al comando comunque facile la galoppata di Faifonaso che si è presentato con facilità. Vai Matteo, vai, falla andare, andalo! Bravissimo! Bravissimo! Rio Peg mentre la chiude del Veleno che ha recuperato. Fanno l'ingresso in pista in ordine sparso i finalisti di questa edizione del Palio del Centro Sardegna. Fanno l'ingresso in pista Aquila con Antonio Malodroso per il comune di Tenti, dentro Rio Peg con Federico Ghiani per No, ma io vedo prima, voglio una 1600. Io mi sono prima che ho combattuto. No, non te la non l'hai fatto. Aio, molla! Vedete a casa c'è. Mi anda Federico! È partito bene, non è partito. dove subito la comando Tieni Daniele, tieni! con all'interno la giovane di Milano, Certo se ti stavo... aziona poi il comune di Bolore, ma se ne stava andando, alla prima seguito dalla comune cavalli che affrontano la dirittura un po' quando è sempre
Piccola, seconda posizione, e la giubba gialla del comune di Silano, terza posizione il comune di More, quarta all'esterno del comune di Lei, mentre comincia a progredire macchinari metri Gomar per il comune di Orune che si porta a ridotto del mentre progredisce per il comune di Orune con all'esterno il comune di Silano su cavalli che non ci sono Inizia a pedalare! progredisce Gomar per Orune all'interno del quale si porta a Sant'Amoro per il comune di Lei alla secondo passaggio inizia il seconda posizione il comune di Silanus che prova ad avvicinarlo con all'interno il comune di Morone in tre posizioni mentre Gomar mentre muove con decisione il comune di Porore che va alla caccia e si porta al comando unitamente al comune di Silano. Silano e Porore si presentano al comando testa a testa nella conclusiva con il comune di Porore che si è portato a vedere ai 7 conclusivi di Silano di all'interno. Porore e Silano